Autista, preparati, dobbiamo andare all'aeroporto, è un'emergenza. C'era una volta un vecchio saggio. Pronto, Angelina bella, Sociano, stato bene? Eri proprio lì a Berlino? Sì, no, scusami se ti chiamo tutto trifolato, ma ho saputo, stai bene, tu l'hai schivato. Quel vecchio saggio diceva che c'è un tempo per correre. Hai detto che si cascava un muro a Berlino, anche a Grosseto? No, Grosseto in Italia, a Berlino si casca il muro che sei Grosseto, a Grosseto dovrebbe essere capita niente, ma sì, ieri to là, ho detto, è successo 30 anni fa, è la prima che sento. C'è un tempo per aspettare. Signora, consegna pacchi. Signora, mi apre per piacere. Signore, mamma mia, questa sei un'altra che ordina e dopo va via. C'è un tempo per seminare. Che vecchio sei. Lei mi piace tanto, ma non so bravo queste robe. Come faccio a invitarla fuori? Serve una roba originale? C'è un tempo per chiedere. Capisci, amore? Bisogna prenotare già a gennaio le vacanze estive, se no i tedeschi cicciavano tutti i posti letto, C'è un tempo per preoccuparsi. Signora, dai che ho 200 pacchi da consegnare stamattina. Chi so, Babbo Natale che consegna tutto in una notte. Ti vedi Irene, ti vedi i folletti che fai i pacchetti, amore. Dai, Coca, sto lavorando. Oh, non sai che se l'orso viene fuori dal letargo, vede che piove e torna in letto. Dai! C'è un tempo per comprendere. Va bene, dai. Ciao patatina. Ciao Little Kartoffel. Falso allarme. Quindi, assessore, le coperte che abbiamo in baule per il popolo americano e russo? Lascia stare, guarda che a guerra fredda si piena altra roba. C'è un tempo per inventare. Ecco, stasera vieni con me da mia zia Teresa a dire Rosario che è mancato mio zio. Originale. E Coco, originale se originale, ma non mi pare una grande idea il rosario. Non vi scrivo. Ciao, vedi? Il problema sarà ricordare la vostra prima canzone insieme? Cosa sei? Io credo risorgerò. No, non mi pare una grande idea. Signora! Oh, caro che sei d'accordo, però ti chiedo cortesemente, quest'anno potremmo cambiare posto per cortesia? Sono 31 anni che andiamo sempre al mare sul stesso posto a Pellestrina. Bellissima, solegata, la amo. Te sai che col costume con scritto I love Pellestrina. Ma un po' di cambiamento non... Come te che sa prenotare? Senza dirmi niente, ma siete insieme io, Duilio? Ascolta questa. Hai voglia di venire in diga sottomarina e andiamo dei pescatori che pesca e che domandiamo Magni. Gatto ciapà! Magni! Secondo me è meglio il rosario. Coca! Benji! Senza dirmi niente te che prenotai vacanze, ma guarda che delusione che te sì, delusione ottica proprio. Ma insomma, Duilio, guarda, spero che nella prossima vita te nasci versa così te sofego. Ma quel saggio diceva anche che così come c'è un tempo per correre, c'è anche un tempo per rallentare. Va bene, dai, ci sentiamo. Ciao, senz'altro, ciao. Quindi torniamo in comune, assessore? Sì, ma va con calma, fammi una carità, che stasera che sei giunta, che sei il geometra che presenta il piano regolatore. Mi stufami ste robe. Ciao, a proposito del geometra, senti cosa che dice il geometra del comune quando che il magna a pausa pranzo in ufficio? Aspetta, catasto. Hai capito? Catasto. Così come c'è un tempo per aspettare. Signora, per piacere, apriamo! Oh, mi piacerebbe essere un scienziato per clonarti e insultarti te e anche a st'altra. C'è anche un tempo per agire. Cosa faccio? Mi sono indeciso, ho paura che mi dica di no per venire via stasera. Coco, bisogna essere diretti. Scrivi così, guarda, ti scrivi esattamente No. così. Sì, Ma inviato. Credimi. Era già disposto. Ah no? Che mi ha mandato due simboletti, una coppa e una tazza di tè. Che se vuol dire? Coppa te. Guarda Duilio, sono invelenata, se non te reincarni su una versa, reincarnate mosca che mi reincarno paeta, te copo. Un attimo, ancora questo campanello, un momento.
Così come c'è un tempo per chiedere, Chi è? c'è anche un tempo per ricevere. Chi è? Signora, consegna pacchi, è 3 ore che suono, pare di essere Beethoven. Scusi che stavo baruffando al telefono con mio marito, porti pazienza, ma non vorrei che si stancasse troppo, mi dia pure il pacco. Così come c'è un tempo per attendere, Ha caro venire dentro, bevere un caffè, tanto di corsa o può fermarsi un attimo? c'è anche un tempo per... Per stare muti, voce fuori campo, se 3 ore che ci. Dai, silenzio, 3 lettere, silenzio. Ok, scusi, andiamo avanti. Sì, adesso portati esternamente rispetto alle castagne. Fuora dai maroni! Scusi signora, non voglio il caffè perché sono massa nervoso, per colpa sua non posso consegnare gli altri pacchi. Scusi signora, magari consegno lo stesso, Sono stato troppo diretto, troppo cattivo. Lei è stato cancaro, per carità, ma ce l'ho con mio marito che non mi capisce. Non dovevo maridarmi che a volta. Ma no, signora, non dica così. Sa come diceva il vecchio saggio? L'amore è un mare impetuoso dove il matrimonio è l'isola su cui rifugiarsi. E il matrimonio è una isola? Sì. Ecco, sempre pestrina vago a finire. Così come c'è un tempo per seminare, c'è anche un tempo per raccogliere. È lei! Però sei stato coraggioso con quel messaggio. Dai, ci sto! Dimmi dove abiti che stasera alle 20... Ometto che cammina e 2 dolci. Cosa vuol dire ometto che cammina e 2 dolci? Passo torte vuol dire Coco, ce l'hai fatta! Sì, però adesso spostiti che cosa partire. Scusami. Quel vecchio saggio diceva che la vita è fatta di momenti differenti, di stagioni che ruotano e profumi che cambiano. Ciò che non è domani sarà oggi e ciò che non è oggi sarà domani, perché c'è un tempo per ogni cosa e ogni cosa ha il suo tempo. E per gustarsi le cose buone della vita serve il tempo giusto. Praticamente io dice assaggio che sarebbe, no, ma dice aspetta a catasto che assaggio, perché io lavoro proprio al catasto. Nel nome dell'ufficio sarebbe catasto, ma se dici anche no, che ti hai una roba a mangiare magari non te la conosci tanto, dici aspetta a catasto che assaggio, ma io l'ambiente del... no, l'ambiente... non è facile a capire sta barzelletta.